Questo programma è offerto da Micra. Un buongiorno da Romance di Sonso, siamo a ridosso dei laghi Fipsas. È questo il teatro operativo di quella che è una manifestazione che l'associazione Invicti Lupi, e c'è alla mia sinistra il presidente Matteo Grudina, è proprio il caso di dirlo, ha avuto il coraggio anche quest'anno di organizzare, nonostante le restrizioni non sono le stesse dell'anno scorso dovute alla presenza minore della pandemia. Vorrei iniziare ovviamente con Matteo. C'è sua moglie Sandra Lopez che sta incontrando una scolaresca, sono ragazzini dodicenni delle scuole di Aiello e di fatto qui si parte proprio dai ragazzini, quello che si racconta sui libri qui viene mostrato nella pratica, che cosa succedeva tanti e tanti anni fa in questo tipo di villaggi. Una giornata importante, Matteo Grudina, perché, e buongiorno a te. Buongiorno a voi. Siamo ben felici di essere sotto questo telo, perché 2 anni fa eravamo qua e il telo non c'era e ci siamo presi una bella slavazzata da un'abbondante precipitazione, e quindi la temperatura è sui 28-30 gradi, si sta benissimo, dobbiamo dire, in questa cornice meravigliosa, e abbiamo tante cose da raccontarvi oggi assieme anche alla nostra Martina Beraldo. Qui che cosa succede in questi 3 giorni? In questi 3 giorni il Romance torna a 1500 anni fa. Stiamo rivivendo gli anni della prima invasione del Re Alboino e della fondazione di Romance, perché Romance di Sonso nasce longobarda e qua a Romance abbiamo insegnato a masticare longobardo, dai bambini agli adulti a tutti quelli che vedete. E in questo momento, in questi 3 giorni, Romance è il centro culturale europeo della rievocazione storica, perché qui abbiamo ben 16 gruppi provenienti da tutta Europa e tutta Italia. Matteo, tua moglie che cosa sta spiegando a questi ragazzini? Come vedete in questo momento mia moglie, sta Ermelinda, perché siamo tutti col nome storico in questi momenti, sta facendo una didattica sull'uso del telaio, quindi dalle pecore che magari poi vedremo insegniamo ai ragazzini che non arriva il maglione finito in negozio, anche perché all'epoca non c'erano i negozi, c'è tutto un processo di filatura, di lavorazione della lana, di preparazione dei tessuti. E lei sta dando questa spiegazione coadiuvata da tutte le attrezzature che potete vedere che sono state ricostruite. C'è un telaio verticale grande, c'è un telaio piccolo, ci sono varie cose che potete osservare nelle vostre riprese. Dicevo del docufilm, così cominciamo anche a invitare i nostri telespettatori a venire qui a Romance di Sonso stasera alle 21:30. Esatto, alle 21:30 presentiamo il docufilm Langobardi, Alboino e Romance. E dura quanto? È un docufilm di ben 53 minuti, quindi un prodotto corposo che ha portato via 1 anno di sudore e lacrime a noi e alla troupe cinematografica Base 2 Video Factory, e stasera finalmente l'anteprima mondiale, prima di darlo sulle grandi reti. Allora, se ti fa piacere, noi ci spostiamo e andiamo da questa parte, che così contiamo passo a passo che cosa succede in questo accampamento. Stiamo vedendo qui i nostri cuochi che stanno discutendo di cucina, purtroppo neanche tanto, abbiamo una pecora che ha deciso di sacrificarsi per il bene comune e per nutrire questa schiera di guerrieri, e come vedete non c'è il gas, non c'è l'elettricità, tutti i gruppi qua fanno cucina storica come 1500 anni fa. Come vedete c'è uno spiedo di ferro e una brace che cucina. Vicino abbiamo il fabbro che sta spiegando la sua attività, ormai un'attività che si sta perdendo, perché anche i fabbri del ferro battuto ormai è un mestiere che ce l'hanno i nostri nonni. Sono quei tanti mestieri friulani e italiani che abbiamo perso. Matteo, quanti sono i rievocatori? Circa 120 rievocatori. Questo cosa vuol dire? È un numero importante. È l'edizione record. Tutti i rievocatori aspettavano una rievocazione storica e qua a Romance siamo stati gli unici praticamente a avere il coraggio di organizzarla per tempo, perché le organizzazioni non si organizzano in un mese, ci vogliono 6-8 mesi di lavoro prima, e noi anche nell'anno di tutta la chiusura ci abbiamo creduto e speriamo, anzi lo stiamo vedendo, di aver vinto la scommessa.
Senti, queste due persone, dicevi appunto che fanno la lavorazione di questo tipo di carne, come vengono selezionate? Queste persone vengono selezionate dopo un'attenta analisi alla nostra sinistra di lunghezza della barba. Più la barba era lunga vuol dire maggiore esperienza al cuoco, e vicino c'è un garzone che fa il lavoro sporco. E queste sono tutte persone che risiedono in zona? Sono tutti della provincia di Gorizia. La nostra associazione ha tutti i membri non solo di Romans, perché il paese è piccolo, ma di tutta la regione. Ecco, in fase di apertura parlavo di questi laghetti meravigliosi che sono alle nostre spalle e sono manutenuti in maniera, direi, eccellente. Sì, qua c'è un'associazione che gestisce questi laghi FIPSAS. I laghi sono dell'ente pesca nazionale, ma ce l'ha un'associazione in gestione che poi conosceremo dopo, e come vedete sono un giardino. Sono un giardino e il bosco è stupendo e l'ambiente è perfetto per vivere una rievocazione storica. Senti, la differenza nell'organizzazione, Covid a parte, per che cosa avete voluto distinguervi quest'anno? Noi ci distinguiamo sempre perché la rievocazione è organizzata e creata da rievocatori storici. Non è un ente che viene a organizzare solo per fare bilancio e profitto, ma il nostro unico scopo è far godere ai rievocatori storici di tutta Europa l'evento, e viceversa, se i rievocatori sono contenti di venire, offrono al pubblico. Qui noi non abbiamo figuranti o gente in maschera, ma abbiamo dei semiprofessionisti, se così possiamo definire, quindi delle persone che al di fuori dei loro mestieri reali studiano la storia e ricostruiscono la storia. Matteo, qui ci sono, lo dicevi prima, non è che c'erano negozi un tempo, là come si realizzava un maglione, qui abbiamo visto di fatto una fase importante dell'alimentazione con un sistema di combustione assolutamente naturale, di là il ferro. Esatto, qui nel nostro campo noi stiamo mostrando questi tre mestieri, poi man mano per chi verrà a visitare ogni gruppo storico ha dei mestieri dell'artigianato particolari da mostrare. Abbiamo più in là una fucina, abbiamo chi lavora al legno, abbiamo chi crea gli archi, ogni associazione è esperta, abbiamo addirittura un'associazione che viene da Benevento che è esperta nel riprodurre la scrittura antica, reale, quindi non quella inventata che vediamo venduta fantomatica su internet, ma uno studio delle fonti e una riproduzione. Quindi c'è di tutto, basta venire qua a visitare. Guardate con che arte questo giovane figurante dava aria appunto a questo mucchietto di cos'è? Carbone e legno. Qui vediamo il nostro fabbro Eric, se si gira. Mi scusi signor fabbro, questo è un vero fabbro, lui lo fa di mestiere e ovviamente ogni fabbro ha un garzone, quindi io non so dirti nel tecnico cosa fa. Il garzone fa il lavoro sporco e il mastro fabbro insegna l'arte. Come si chiama il mastro fabbro? Eric Tromba di Romans. Allora io vado un attimo da Eric e ci spiega un po' come funzionavano attrezzi del mestiere antichi che funzionano alla perfezione, mastro. Ma a livello pratico il mestiere del fabbro è cambiato veramente poco. Se parliamo di fabbro ferraio, fabbro forgiatore, sia insomma, da prima dei Longobardi si forgiavano i metalli, semplicemente con gli anni si è imparato a farlo meglio, con appunto una qualità di acciai migliori, tecniche migliorate. In particolare i Longobardi avevano la capacità di interscambio con le altre popolazioni, essendo un popolo nomade, pertanto avevano la capacità di acquisire continuamente nuove tecniche e di interfacciarsi appunto con popolazioni che avevano, non so, sistemi di tempra diversi dal loro, sistema di lavorazione. Tant'è vero che già all'epoca iniziavano le prime lavorazioni in Damasco, a livello diciamo ancora abbozzato, però appunto era introdotta questa tecnica. Peccato che voi che ci state guardando da casa non potete sentire questo profumo di legno. Il garzone quanto deve stare? Intanto tutto il giorno praticamente. Ci sono dei momenti in cui adesso stiamo attivando il fuoco, ci sono dei momenti in cui il garzone deve tenere alta la temperatura nel momento in cui il ferro è dentro, dei momenti di pausa in quando il ferro viene estratto per essere lavorato sull'incudine. Questo viene fatto anche per preservare il carbone era un bene prezioso, non facilmente reperibile. Ricordiamo che all'epoca utilizzavano solo carbone di legna, non conoscevano ancora il carbon coke
e pertanto doveva comunque preservarlo. La bravura del garzone doveva essere quella di tenere il fuoco vivo nel momento in cui bisognava portare il ferro in temperatura e dopo lasciar scendere per non consumare il carbone. E allora, Mastro Fabro, e poi torno dalla signora Lopez in Grudina, che tra l'altro sarà un caso, ma ieri abbiamo battuto il Belgio e mercoledì ci vediamo con gli spagnoli, magari porterà, chissà, dopo le chiederemo alla qui presente se tifa per la Spagna o avendo sposato un italiano. Lei per chi tifa? Non segue il calcio assolutamente. Lei segue solo gli acciai e i metalli. E cavalli, quello che volete, ma non il calcio. Benedetta la sincerità. Senta, Mastro Fabro, gli attrezzi a disposizione oltre al fuoco quali erano e quali sono? Sono e rimangono sempre quelli che passiamo dalle tenaglie, che sono semplicemente tenaglie da fabbro. Abbiamo i martelli di vario tipo, dei taglioli che sono degli strumenti affilati che servivano per tagliare il ferro. All'epoca non avevano le seghe, quindi i tagli, le pieghe venivano fatte tutte quante a caldo, e sostanzialmente è sempre quello. Non è cambiato niente dalla situazione attuale. Grazie. Grazie a lei. Allora, Matteo, grazie al Mastro Fabro, salutiamo la signora Lopez immediatamente perché dobbiamo parlare di tanti e tanti anni fa, però un pronostico per chi tifi mercoledì? Per la Spagna, no? Devo fare un po' di casino con lui in casa, no? Calcio, moto mondiale, tutto. È sempre guerra in casa. Tutte le moto, Marquez, Valentino, è così. Bello vedere gli zaini, tanti zainetti di ragazzini che arrivano, vuol dire che piano piano e grazie ai vaccini, Martina mi dice che abbiamo un minutino e poi ci ritroviamo ovviamente con la Lopez da queste parti. Qual è stata la reazione durante la tua esposizione? La verità è che si sono interessati abbastanza per quello che spiegavo e soprattutto perché provo a spiegargli aneddoti o quelle curiosità, no? Che non pensi che esistevano in quell'epoca e quando te lo dicono rimangono così un po' scioccati. E veramente hanno curiosità per le cose, questo a noi ci dà tanto piacere, vedere che almeno le nuove generazioni, vedi che qualcuno ti fa delle domande, che ha interesse, per noi è una meraviglia. Come si dice pubblicità in spagnolo? Vamos a publicidad. La pubblicità, cara pubblicità. La bocca secca. Pubblicità. E torniamo qua perché magari ci spiegate che cosa succede da quelle parti e poi vedo che ci sono molti rappresentanti del regno animale da quella parte. Sì, una parte molto importante del mondo longobardo e del mondo antico era che non c'era il supermercato, dovevi allevare la bestia e dopo fare quello che tocca per mangiarla, no? Perfetto, Snidero, a te per la pubblicità. In diretta, seconda frazione di questa diretta da Romans di Sonso, ve lo ricordo siamo a ridosso dei laghi Fipsas ed è in corso la 9ª edizione di questa manifestazione firmata Associazione Invicti Lupi. Allora ci facciamo una camminata, Matteo, perché dobbiamo mostrare rapidamente che cosa abbiamo alla nostra sinistra per poi arrivare alla zona del campo di battaglia. Beh, qui stiamo vedendo solamente un lato di accampamento perché l'altro è dalla parte opposta, come dicevo. Con 16 gruppi storici abbiamo oltre una cinquantina di tende, quindi è un campo veramente enorme, io non ne ho mai visti così tanti, infatti siamo contentissimi di questo successo, anche perché Romans è un piccolo paese e avere gente che viene qui da noi vuol dire che stiamo diventando un punto culturale molto importante. Qua vediamo ad esempio un gruppo di avari e di slavi, perché chiaramente nel Friuli avevamo anche a che fare con questa gentaglia qua vicino a noi. Io parlo in maniera molto allegorica perché chiaramente qua siamo tutti amici e siamo tutti rispettosi della storia, però vogliamo mostrare alla gente che c'era una rivalità tra queste tribù e popolazioni diverse. Allora con questa allegoria noi glielo offriamo. Qui abbiamo dei ragazzi che vengono dall'Emilia Romagna, Bandung e degli Elvagar dal Veneto, quindi come vedete il campo si evolve in varie popolazioni, qui sono tutti longobardi. Ora ci stiamo avvicinando a un gruppo che viene, pensate, dalla terra di origine dei Longobardi, la Pannonia, che adesso si chiama Ungheria. E questi ragazzi qua, alla nostra sinistra, sono ungheresi, quindi
si sono fatti un bel po' di chilometri da oltre il lago Balaton per venire a trovarci e anche a degustare le ricchezze culinarie e vitivinicole della nostra regione, ovviamente. Ci sono delle riconferme, Teo? Cioè persone che erano già venute... Sì. Abbiamo più di metà dei gruppi sono gruppi soliti. La grande novità di quest'anno sono 2 gruppi del sud Italia, da Benevento e dall'Abruzzo, e un gruppo che viene da Vienna e uno dalla Repubblica Slovacca. Quindi abbiamo 4 gruppi che sono al loro primo anno e sono romani, ma li vediamo magari in un secondo momento. Vedete che si stanno organizzando per il pranzo, ritengo. Esatto, questi sono le nostre ragazze dei Nordgard. Hi guys, for television. Sono originali della Pannonia dell'Ungheria. I Longobardi arrivano dalla loro regione e stanno lavando chiaramente le pentole e tutto quello che vedete. Ma lo sfondo, lo vedete, è fantastico. Quest'area dei laghi è una cornice fantastica. Scusa, i maschi dove sono? Alla nostra destra che si stanno allenando per le battaglie del pomeriggio, perché chiaramente noi non facciamo spettacolo, noi mostriamo sport e lo sport prevede un allenamento e una preparazione, quindi la mattina è dedicata agli allenamenti e nel pomeriggio vedremo, per chi ci sarà, le battaglie che abbiamo allestito. Come vedete, In questo caso questa è una prova generale. qua sono delle prove di combattimento. Ora noi ci metteremo un po' a sinistra per la nostra sicurezza, chiediamo un po' di spazio. Scusate se ci fate passare gentilmente, grazie. Ecco. Vedi Daniele, tu vieni con me che ti proteggo io, non preoccuparti, sono armato come vedete. Qua stiamo vedendo una prova di combattimento di linea. I Longobardi, stai vicino alla ragazza che non succeda qualcosa, grazie. Sono atleti, quindi diamo sempre precauzione al pubblico di non andare vicino perché non c'è finzione. Vanno veramente a bersaglio e si colpiscono. Tutte le associazioni presenti praticano anche la scherma storica, quindi non show, no teatro, ma pacche vere, come la scherma moderna, ma con delle regole di ingaggio diverse perché c'è un altro equipaggiamento che indossano. Ecco, tu sei una persona molto documentata, ci puoi anche dire quali erano le armi a disposizione di questa gente? In questo momento noi vediamo una grande ricchezza di lance, erano l'arma più povera e più frequente tra gli eserciti dell'epoca, e qualche guerriero era dotato di spade. Spada era costosa, quindi noi togliamo lo stereotipo dei film che tutti i guerrieri avevano una spada. La spada costava come un BMW ultra lusso del giorno d'oggi, quindi non tutti se lo permettevano, ma tutti i guerrieri avevano un'asta di legno con una punta di ferro, una lancia o un lungo coltellaccio che aveva la stessa funzione di offendere chiaramente il nemico e proteggersi. Tu prima parlavi delle origini di Romance di Sonzo, questo succedeva ai tempi? Questo succedeva ai tempi, i Longobardi arrivano dalla Pannonia, percorrono le strade romane e si avventurano all'inizio con re Alboino, che è il re di cui parleremo in questa storia, fino a Pavia, Milano, Pavia. Poi Alboino morirà a Verona e stasera nel docufilm parleremo, vi mostreremo anche questo. Noi parliamo dei primi anni di vita di Romance, da cui dal nulla nasce un villaggio per controllare la strada che andava da Aquileia a Cividale, a Lubiana e andava in Italia. Ecco, in questo caso che cosa ha detto quell'uomo con la coda nel mezzo? Lui in questo momento sta conducendo, è il generale della sua linea, sta dando gli ordini del movimento. Le formazioni di grandi numeri prevedono un generale, un comandante, un re, un principe, chiamiamolo come vogliamo, ma un capo. Tutti seguono gli ordini del capo, perché se non c'è disciplina la linea si sfalda e si perde la battaglia e soprattutto si muore. Quanta gente vi aspettate in questi 3 giorni? Io spero veramente un'edizione record per i rievocatori, ma che sia un'edizione record per il pubblico. Cioè l'invito che noi diamo alla gente è che noi offriamo questo lavoro come associazione di volontariato, lo facciamo, nessuno di noi vive di questo e lo offriamo come passione, come amore per la nostra storia e per dare un'identità culturale che stiamo perdendo purtroppo. Noi chiediamo che il pubblico ci sostenga, perché se il pubblico non ci sostiene e non viene qui a visitare, ad aiutarci comprandosi qualcosa al chiosco e merchandising, noi non possiamo sostenere economicamente un evento così grande. A noi serve l'affluenza del pubblico perché per tutto quello che noi offriamo gratuitamente, avere un ritorno anche a noi ci aiuta per finanziare l'edizione dell'anno dopo. Vince chi in questo caso? Oggi noi mostreremo in battaglia lo scontro tra i Longobardi e i Gepidi, quindi oggi sapremo che Alboino ha vinto.
ma non mostreremo solo una battaglia, mostreremo anche dei duelli e lì vincerà chi è più bravo, non c'è nulla di preparato. Quindi vedremo emergere tra tutti questi guerrieri i più bravi nel pomeriggio, che vinceranno chiaramente un premio. Matteo, queste cose si raccontano, si spiegano a scuola? Noi abbiamo la fortuna, almeno io parlo per Romance, che le scuole qui intorno e i professori sono molto interessati ad avvicinare i loro studenti anche allo studio del periodo alto medievale, e lo vediamo col Museo Civico di Romance, con i lavori del Parco Archeologico, con le nostre attività culturali. Però sappiamo che in generale in tutta Italia la storia, specie di questo periodo, è molto dimenticata, è molto fatta in maniera frettolosa per dei piani scolastici che prevedono troppe cose in troppo poco tempo, non si approfondisce e quindi i ragazzi crescono senza una cultura di base importante, senza un radicamento profondo alle proprie origini. E allora, prima ci parlava il nostro Matteo dei gruppi che arrivano anche da molto lontano. Questi due rievocatori. Lui è il nostro prete, perché noi siamo pagani, ma lui è il nostro prete cristiano che viene dal lontano Piemonte, pensatelo, da Settimo Vitone, dalle porte dell'Ovest. Allora, vado un attimo, si chiama padre? Andrea. Padre Andrea, ma Abbas Laurentius, peccavano una volta? In realtà forse meno di adesso, ovvero erano censiti meno peccati allora. Bellissimi, erano censiti meno peccati. Ma è questa... Hanno iniziato nel V secolo, V-VI secolo i monaci irlandesi a stilare come i preziari delle faide, a stilare un equivalente per i peccati. E quindi erano famosissimi i penitenzieri irlandesi che poi sono tornati in continente a rievangelizzare le ex Gallie o già Regno dei Franchi, e quindi di conseguenza hanno portato una ventata nuova all'interno della cristianità. Poi teniamo presente che fino al X secolo si connatura la cristianità per un movimento evolutivo che raccoglie elementi di altre culture, così come i santi vanno a sovrascriversi sopra i vari dei minori del mondo romano, così il culto mariano si sovrappone al culto di Iside. Le Madonne Nere sono in realtà statue di Iside madre, e quindi Madonne Nere con bambino nero perché arrivavano dal Sudan e dall'Alto Egitto. Quindi. Senta, ma da rappresentante del mondo religioso come guarda queste battaglie? Allora, fin quasi addirittura alle crociate, l'uccisione anche in battaglia prevedeva poi comunque penitenze, cioè il dettato non uccidere si riportava anche in battaglia. L'evoluzione si arriva a una giustificazione dell'uccisione in battaglia con penitenze più o meno lunghe a seconda dei vescovi, e poi in realtà poi si arriva con la prima crociata, non dico a giustificare, ma a dare con la crociata la soluzione preventiva alle uccisioni che si fanno in crociata. Si arriva nelle crociate successive a santificare la guerra santa. Quindi poi anche Agostino, di fronte a cristiani che si rifiutavano di combattere o si rifiutavano l'arruolamento, è arrivato a dire che se non si deve però è necessaria, soprattutto per difendere coloro che non si possono difendere. Senta, concludendo le chiedo chi rappresenta questa persona. Questo piccolo accampamento, tenda cucina e tenda rossa, e siamo Settima Miglia Scarica. Noi io sono un monaco, ma sono un monaco franco, in visita diplomatica dall'altra parte dell'Italia, dai Longobardi del Friuli, e
siamo settima Emilia Scarica, siamo piemontesi, ma piemontesi ai confini quasi ai confini della Val d'Aosta. Settimo Vitone si trova a circa 6 km dal confine con la Valle d'Aosta. Fra l'altro confine nella zona grigia fra il territorio di competenza franca, perché alle chiuse di Barte in Valle d'Aosta più o meno terminava il territorio franco, e Eporedia, l'antica Ivrea, era territorio longobardo, e io sono in quel territorio grigio di confine. Grazie a padre, posso chiamarla? Abate Lorenzo. Grazie all'abate Lorenzo, noi adesso ci fermiamo, ringraziamo anche la signora che sorride, noi sentite, se le stanno dando di santa ragione, Matteo. Si stanno provando a darvi qualcosa di reale, non fanno, come ho detto, finzione. E in questo momento è un momento per i rievocatori in cui loro fanno sport, non hanno nessun copione, quindi si stanno divertendo perché stanno praticando la loro pratica sportiva. Quindi sono in più totale libertà, li vedete. Quindi è da approfittare a venire a vedere dal vivo, anche perché col caldo e con tutto, dare un supporto di applausi, di voci, di cori, aiuterà questi ragazzi a dare il meglio. Ci fermiamo, pausa pubblicitaria, tra poco in diretta da Romans di Zonzo. Siamo sempre in diretta da Romans di Isonzo. Prima Matteo Grudina parlava di realtà che sono arrivate da tutta Italia. Qui abbiamo una coppia, anche nella vita, Matteo e Lucrezia, uno è romagnolo, l'altra è abruzzese. Per voi è la prima volta, Lucrezia? Per me sì, è la prima volta che vengo qui, invece lui ormai è viene spesso, lo fa quasi sempre, e ero curiosa di vedere come funzionava, cosa si faceva, quindi... Lei rappresenta? Io sono semplicemente una donna, lui fa l'artigiano, fanno la fusione del bronzo e io niente in realtà, niente di particolare. Non niente di particolare, insomma, Matteo, ma all'epoca le donne avevano comunque un ruolo? Beh sì, avevano comunque sia un ruolo abbastanza importante. Avevano comunque sia anche di ruolo nei loro mestieri da fare, comunque sia per quanto riguarda la tessitura, di quanti ruoli della donna, comunque sia sono sempre ruoli chiave, comunque sia è molto importante il loro contributo e anche a livello della casa. Comunque. Tu rappresenti? Io adesso rappresento i Bandum Frea, una realtà emiliano-romagnola, replichiamo spesso tombe dell'Appennino emiliano e della zona del Modenese. Siamo qui con la nostra fucina e facciamo la fusione del bronzo, faremo, quindi tutta la parte dell'artigianato. Emilia Romagna dove? Tra Modena e Ravenna, io vengo da Ravenna e l'altra parte del gruppo viene dalla zona di Modena e Bologna. Grazie per la vostra testimonianza, un saluto a Matteo e a Lucrezia che hanno raggiunto Gradisca di Isonzo. C'è il vice sindaco Caligaris, buongiorno vice sindaco. Buongiorno. Allora, intanto l'amministrazione comunale come guarda questa rievocazione? Beh, l'amministrazione comunale innanzitutto dà il suo patrocinio a questa manifestazione sin dalle prime edizioni e ovviamente contribuisce anche con un sostegno economico e logistico, con attrezzature, palchi, insomma tutto quello di cui abbiamo a disposizione. È un'iniziativa molto importante che negli anni è cresciuta sempre di più e da subito quando gli Invicti Lupi ce l'hanno presentata in comune ormai parecchio tempo fa, abbiamo da subito capito che era una cosa di fondamentale anche per quello che è il nostro ruolo di valorizzazione del patrimonio longobardo. Noi siamo sede di una necropoli longobarda e quindi era importante trovare, al di là dell'esposizione dei reperti, anche un'altra espressione di valorizzazione. Appunto, gli Invicti Lupi ci hanno aiutato in questo. Legaci, quanto si sa? Lei parla di una necropoli, se faceste un sondaggio in zona quanti lo sanno? Ma sicuramente a livello territoriale, se parliamo di provincia, ex provincia di Gorizia, sicuramente in molti perché
lasciando stare lo scorso anno, che è un anno del tutto particolare, però sono state sempre tantissime le scolaresche che sono venute in visita al nostro museo, al parco archeologico, e quindi da quel punto di vista lì ha funzionato molto bene. Chiaramente per uscire un po' dai confini locali e andare oltre ci vuole un'iniziativa più ambiziosa, è quello che stiamo portando avanti, la costruzione di una nuova sede del Museo Longobardo che avrà un'esposizione, un allestimento prettamente multimediale, oltre quindi a quello semplicemente espositivo, ma anche multimediale interattivo, e questo ci farà fare un salto di qualità notevole. Ecco, Grudine, gli organizzatori si sono e fanno bene a farlo in autonomia dei coraggiosi, perché ci sono certe realtà che probabilmente sanno che è difficile organizzare un evento all'epoca del Covid. Loro sono stati già lo scorso anno coraggiosissimi a farlo e lo sono anche quest'anno, anche perché sappiamo tutte le difficoltà che ci sono state, che in tutti i settori ovviamente ci sono state, in particolare in quello culturale, perché è un settore dove ci si basa essenzialmente sul volontariato e ovviamente sul sostegno anche delle istituzioni. Loro sono bravissimi, hanno tantissimo entusiasmo, tanta forza di volontà. Grudine dal suo punto di vista è un presidente che tiene l'intera associazione ovviamente nella maniera corretta, quindi dando anche le motivazioni giuste per poter sviluppare eventi come questo, e ovviamente noi come comune cerchiamo di supportare al massimo, ovviamente nei limiti delle nostre possibilità, ma evidentemente tutto questo sistema funziona e permette in giornate come queste, tra l'altro splendide, di poter godere di uno spettacolo in questo luogo bellissimo. Ecco Caligari, se vogliamo approfittare, stiamo raggiungendo proprio Grudine nuovamente, perché c'è l'area dove ci sono alcuni animali che venivano utilizzati un tempo. Un evento a cui tiene magari oltre a questa manifestazione in quest'estate 2021. Allora, quest'estate è un'estate di ripartenza, ovviamente per tutti, una frase che sembra fatta, ma è giusto dirlo perché è questo il sentimento che tutti noi viviamo. Una cosa particolare che come amministrazione siamo soddisfatti è aver potuto anche riprendere quello che è il festival itinerante Insegui la tua storia, che è un festival dedicato ai bambini e alle famiglie, quindi di spettacoli che non coinvolge solo Romansa ma ben altri 11 comuni della nostra provincia e anche della limitrofa provincia di Udine. Quindi questo è uno degli aspetti più importanti, perché far uscire nuovamente di casa le famiglie e i bambini e farli divertire è una cosa fondamentale. Grazie Vice Sindaco. Niente, grazie a voi. Allora raggiungiamo Grudine perché a Tempo di Record ha raggruppato un rappresentante per... Non sono tutti, perché alcuni sono ancora in battaglia, ma siamo riusciti a tirare fuori dalla battaglia, dalla voglia di combattere qualcuno. Gli abbiamo detto 10 minuti di dedicare alla televisione, giustamente. Vuoi fare tu una passata, ti avvicini, ci possiamo presentare da soli, alla fine sono tutti adulti e grandi. Allora, facciamo una cosa rapida, anche perché dobbiamo mostrare prima della... Lei arriva da Trieste. Sono Massimo Cenni, rappresentante del Wahuna Avar Project, un progetto di ricostruzione sugli antichi Avari, sul regno degli Avari, che comprendeva sia il popolo degli Avari che popolazioni germaniche e slave. Andiamo veloci. Buongiorno, io sono Federico Boratto, vengo da Treviso e rappresento il Numerus Italorum, che è un gruppo che ricostruisce l'esercito romano orientale di VI secolo, e siamo un gruppo sparso più o meno in tutto il nord Italia, tra Lombardia, Veneto e Liguria. Buongiorno, lei è il più anziano? No, non è detto. Buongiorno, io sono Luca Nicolotti della Ronald Battle Academy, siamo di Ivrea, provincia di Torino, e ci occupiamo prevalentemente di alto medioevo italiano e norreno, mettiamo così. Salve anche lei. Salve, io sono Andrea Gentile, noi veniamo dall'Abruzzo, provincia di Chieti, siamo il Numerus Quintanon e rappresentiamo i Romani d'Oriente, una parte dell'esercito romano d'Oriente che era a distanza in Egitto, e ci sono stati ritrovamenti dalle nostre parti. Quanto caldo ha? Oh, caldo, sto sudando sotto questo elmo. Buongiorno, sono Stefano Borgato, dal Piemonte alla Valle d'Aosta, rievochiamo i Franchi dai Merovingi fino a Carlo Magno. Lei non suda? No, ho smesso un po' di anni fa. Nicola Finn, presidente dell'Associazione Storico-Culturale El Vargar, i nostri membri provengono da Veneto e Trentino, ricostruiamo i Longobardi, soprattutto focalizzandoci sulle terre venete.
Grazie siete bravissimi, 20 secondi a testa così rappresentiamo più territori possibili. So, my name is Maxi Streibel from Bavaria. We do Ostrogothic reenactment. The name of the group is Svarafulk. Ecco, Grudina, io so che mi stimi, ma io non ho... Lui viene da è bavarese, sono gli Svaravulf e rappresentano il periodo goto, quindi la popolazione che è stata un attimo prima dell'arrivo dei Longobardi, quindi prima che noi arrivassimo col piede lungo a mandarli via. Quindi, però loro sono bavaresi, quindi una rappresentanza tedesca qui da noi a Romance. E qui invece? Sono italiano, quindi... Mi era già venuta una... Allora, io sono Giulio Michele, faccio parte dell'associazione Insubria Antiqua, siamo prevalentemente in Lombardia e lavoriamo sul periodo longobardo, oltre ad altri periodi. Siamo arrivati all'ultimo rappresentante? Sì, io mi chiamo Samuel Marigo, noi siamo un gruppo reenactment che veniamo dall'Alto Adige, del Sud Tirolo, e sì, siamo qua oggi con 3 membri, ci chiamiamo Vargroet. Grazie. Prego. Mancano ancora i ragazzi di Benevento, delle Emilie e di altro, ma che sono tutti impegnati ancora in battaglia, i ragazzi sloveni di Capodistria anche che sono là. Guarda, abbiamo ancora penso pochi minuti, se non 2, sì, così grazie a tutti questi rappresentanti. Buona giornata a voi. Vogliamo mostrarvi che cosa? Vogliamo mostrarvi la piccola fattoria del Comugnai che ci ha portato a Romance un piccolo esempio di possibili animali che trovavamo nei villaggi dell'epoca, perché chiaramente la vita il rapporto tra uomo e natura è stata fondamentale più nel passato che non purtroppo nel nostro presente. Che ruolo avevano gli animali? Ma lasciamolo spiegare a chi li gestisce. Alessio. Alessio, buongiorno. Salve, Alessio. Niente, gli animali erano la base della vita, della convivenza dai tempi antichi, perché per dire gli asini o comunque i cavalli davano mezzo di trasporto, mezzo forza lavoro, perché aiutavano nei campi, aiutavano nel trasportare appunto quei basti, coi carretti, con i vari equipaggiamenti. Qua appunto abbiamo un esempio, lui è Lucio, e dietro lì è Gigio, suo figlio. Loro sono super docili, perché sono veramente come dei cagnolini e adorano le coccole in una maniera spropositata. Però a livello, sì, ai tempi passati, infatti con lui abbiamo iniziato a lavorare un po' col basto, avrei intenzione con Gigio di iniziarlo agli attacchi, ovvero alla trazione animale, con piccole attrezzature, insomma così. E poi oltre agli asini naturalmente c'erano tutta la filiera sia per produzioni animali ma anche tessili eccetera, come ad esempio le nostre pecorelle, che sono queste nella fattispecie sono delle pecore nane d'Assant, sono la razza più piccola esistente, principalmente una volta erano considerate da carne o da lana, e adesso le utilizziamo da compagnia e da lana. E li utilizziamo, stiamo studiando dei progetti ad hoc per utilizzarli come sfalci biologici in aree più o meno estensive, oppure appunto in aree un poco frequentate, possono essere una valida alternativa. Veramente dobbiamo chiudere, salutiamo la signora che... Lei è Katia, che ha 2 pastori del Lagorai, che sono due dei nostri 5 cani. Appunto Pastore Lessina e Legorai, è stata riconosciuta l'anno scorso ed era antichissima, proprio accompagnava le greggi e aiutava nel lavoro della gestione degli animali. Allora io ringrazio, abbiamo mostrato anche questa area importante qui a Romance di Sonso. Io saluto Lucio, visto che ci diceva appunto questo esperto che ama le coccole. Con Matteo Grudina ci spostiamo di qualche centinaio di metri, andiamo in pubblicità e poi c'è un filmatino che ci consentirà di raggiungere l'ultimo luogo per l'ultima parte con più tranquillità. A tra poco.
Io sono Alboino, figlio di Audoino, della stirpe dei Gausi, il guerriero scelto dal possente dio Wotan per sconfiggere i grandi guerrieri Gepidi e i loro eroi. I Longobardi hanno sempre assimilato a sé altri popoli perché sono pochi, sono divisi in tribù e questa inclusione, diciamo, aiuta la migrazione. Decide dunque, come racconta Paolo Diacono, di affidare il territorio appena conquistato a Gisulfo, suo nipote e scudiero. Con lui a difesa della mia retroguardia potevo concentrarmi sulla conquista di questa enorme pianura. Ecco, dalla cima di questo monte, vidi lo splendore del nuovo regno longobardo. E mezzo che ci separano dalla sigla di chiusura di questo campanile del sabato, mandato in onda in diretta grazie alla collaborazione tecnica della nostra Martina Beraldo, in regia c'è Francesco Snidero. Vogliamo chiudere, è proprio il caso di dirlo, in bellezza, perché a poca distanza da qui, ore 21:30, quindi prendete nota e venite a Romans di Isonzo, posto incantevole e oserei dire anche romantico, si può... O no, Grudina? Beh, io mi sono sposato qui a settembre, quindi romantico, Lo sapevo che ti eri sposato qui. Certo, si vive la storia del matrimonio. Chi è quest'uomo? Quest'uomo l'abbiamo già conosciuto, avete già avuto modo di vedere le sue opere, siamo in collaborazione da anni, è il regista friulano Simone Vrech di Base 2 Video Factory. Simone, ovviamente ci siamo conosciuti proprio allo Scrigno 4 anni fa, non siamo per niente invecchiati, però questa realtà è cresciuta. Questa realtà è cresciuta parecchio, direi oltre le aspettative, è un sogno che si avvera, un progetto che io e Matteo abbiamo concepito appunto 4, forse anche 5 anni fa. E ci siamo, insomma, questa sera siamo pronti per vedere il risultato di quest'anno, che è stato un anno veramente impegnativo anche per le condizioni in cui abbiamo girato e anche per l'impegno stesso, insomma, per tutto quello che abbiamo voluto rappresentare e raccontare. Senti, è curioso, singolare, è un lavoro al quale ci state dietro da un anno. Sai che cosa verrà proiettato questa sera, però la prima è sempre la prima. La prima è sempre la prima, sappiamo di aver dato il massimo, di aver fatto proprio tutto quello che si poteva e siamo contenti di quello che abbiamo raggiunto, però siamo anche emozionati e speriamo che la gente recepisca tutta la passione e tutto l'impegno che ci abbiamo messo. Che messaggio volete trasmettere con i 53 o poco più minuti di proiezione stasera? Vogliamo trasmettere che si può parlare della propria terra, si può fare divulgazione, si può raccontare la storia in maniera diversa, in una maniera che piace, che intrattiene anche, in maniera pop, se vogliamo, a me piace tanto questo termine. Si può anche creare una coscienza anche delle proprie origini e soprattutto divertire, insomma, questo è importante. Senti, col documentario di stasera, questo docufilm, raccontate quello che forse nei dettagli i libri non raccontano? Ma ci sono sicuramente delle
dei dettagli che vengono fuori perché li rappresentiamo. E i rievocatori, questa forse è la cosa che non viene percepita nella maniera giusta. I rievocatori fanno le cose in un modo molto preciso, le loro ricostruzioni sono dettagliate. Devo dire che ho avuto modo quindi di inquadrarle proprio da vicino, di inquadrare i dettagli, di rendermi conto quanta passione e quanta dovizia c'è dietro alle loro opere. Quindi secondo me in qualche modo questo è qualcosa in più rispetto a quello che un libro può raccontare, no? È un visual, è qualcosa che dà una marcia in più anche al racconto stesso. Ecco, ricordo Grudina in una delle tante dirette che abbiamo fatto assieme, lui ci tiene a dire: qui non si fa spettacolo, qui si racconta quello che effettivamente accadeva. Vedi le battaglie, e lui l'ha definito prima uno di disciplina sportiva. Assolutamente, non si fa spettacolo nel senso forse più minimizzante del termine, si fa spettacolo perché si vuole intrattenere, ma si vuole intrattenere in maniera intelligente e soprattutto con un alto livello estetico, perché dare estetica, dare bellezza alle cose è un modo per conquistare le persone e per fare arrivare alle persone il messaggio che poi noi caldeggiamo, insomma in cui noi crediamo. Senti, la bellezza, l'estratto è facile trovarlo in questi ambienti? Allora, la bellezza nasce da diverse cose. Il cinema parlo di cinema perché è un po' il linguaggio per antonomasia dell'audiovisivo, quello a cui si vuole tendere. La bellezza nasce da diversi elementi che devono essere messi insieme e armonizzati. È come cucinare un buon piatto, bisogna avere i buoni ingredienti. E gli Invicti Lupi sono un buon ingrediente, diciamo così, usando questa metafora. Abbiamo chiuso in bellezza con il regista Vrek. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera, ore 21:30, venite. Qui le misure anti-Covid, ci sono i vaccini che sono fondamentali, quindi chi vuole, chi se la sente si continui a vaccinare, perché se ci vacciniamo il Covid piano piano, speriamo, ci abbandonerà, e eventi come Invicti, quelli che vengono organizzati da Invicti Lupi, saranno forse più facili da organizzare. Sì, ma vi diamo appuntamento sia alle 9:30 per il docufilm, ma deve venire già adesso, dal pomeriggio, perché senza il vostro sostegno, come detto prima, eventi così non possono procedere. Non siamo un grande ente, siamo una piccola associazione di 8 persone che hanno dato il cuore e l'anima per farvi rivivere la storia, perché quello che è importante è che siamo noi a tramandare ai nostri figli e alle generazioni future quello che ci hanno passato i nostri antenati. Quindi noi siamo qua per offrirvelo, voi venite da subito, perché fino a notte inoltrata, anche dopo il docufilm, abbiamo attività, e domani anche dalle 10 di mattina fino a notte noi siamo qua. Venite, qua fa fresco, Daniele è lo testimone, i laghetti sono ventilati, si sta da Dio. La spiaggia lasciamola al prossimo weekend, che eventi come questi ci sono una volta all'anno se va bene. La spiaggia c'è sempre. Grazie a Matteo Grudina, noi ci fermiamo, grazie a Martina Beraldo, un saluto alla regia di Francesco Snidero e alla prossima, arrivederci. Questo programma è stato offerto da Micra,